Buone notizie per la riattivazione dei dissalatori di Gela e Porto Empedocle arrivano dal Presidente della Regione Schifani, che annuncia 100 milioni di euro destinati dalla cabina di regia nazionale al ripristino delle due opere. Soddisfazione dell'onorevole Pisano. Il cartello sociale, finalmente si rendono conto che il dissalatore serve, rammarico per il tempo perso. L'europarlamentare Marco Falcone ieri in città per ringraziare l'elettorato agrigentino di Forza Italia per il brillante risultato ottenuto in provincia come primo partito, presenti i deputati regionali Gallo e La Rocca Ruvolo e tanti amministratori locali. Depositata la perizia effettuata su Daniele Alba, il meccanico di 35 anni accoltellò la figlia e le mogli, con il parere di assoluta incapacità di intendere e di volere. I carabinieri di Agrigento arrestano un uomo di 33 anni responsabile di tentata violenza sessuale. Cambio di guardia alla capitaneria di Porto Empedocle, a Ventriglia subentra Tedesco. Sold out ieri al Teatro dell'Efebo per la replica dello spettacolo dedicato a Ennio Morricone eseguito dal Coro Sinfonico Siciliano. Il prossimo appuntamento, l'ultimo, il 15 settembre, domenica, con Icaro di Savatteri. Si è svolta stamani il reparto terapia di installazione della Victory Bell, la campana della vittoria. Domani cerimonia di celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Club Nautico Punta Piccola, fondato da Benedetto Aldo Timineri. Presentata a Racalmuto l'iniziativa Racalmuto senza barriere per la crescita dei ragazzi con disabilità. Buongiorno col nostro appuntamento odierno del 13 settembre venerdì. Buone notizie arrivano per la soluzione dei problemi idrici in Sicilia, in particolare nella nostra provincia per il dissalatore di Porto Empedocle, quando annunciato dal governatore della regione Renato Schifani, accolta la mia richiesta per ripristinare i dissalatori con poteri in deroga il servizio. Buone notizie arrivano per la soluzione dei problemi idrici in Sicilia, in particolare per la nostra provincia per il dissalatore di Porto Empedocle. E quando annunciato dal governatore della regione Renato Schifani, che afferma accolta la mia richiesta per ripristinare i dissalatori con poteri in deroga. La riattivazione in Sicilia, afferma Schifani, dei 3 dissalatori potrà avvenire in tempi compatibili con l'emergenza idrica che sta coinvolgendo l'isola, e questo grazie alla mia richiesta di poteri in deroga ribadita oggi durante la riunione della cabina nazionale di regia per la crisi idrica presieduta dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Il presidente della regione afferma che al termine dell'incontro, al quale hanno partecipato anche il ministro per la protezione civile, il siciliano Nello Musumeci, il vice ministro all'ambiente Vanni Gava, il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo, il sottosegretario al DIPE Alessandro Morelli e il commissario straordinario per l'emergenza idrica nazionale Nicola Dell'Acqua. Sono contento, continua soddisfatto il presidente della regione siciliana Schifani, che sia stata accolta la mia proposta, grazie alla quale avverrà il dimezzamento dei tempi di costruzione, pur avendo già reperito le risorse finanziarie necessarie, ben 90 milioni, nell'accordo di coesione e 10 di fondi regionali, con i quali faremo anche un dissalatore temporaneo a Porto Empedocle. Su tale decisione abbiamo sentito il prefetto di Agrigento Romano. Prefetto, arrivano buone notizie dalla regione per i dissalatori? Soprattutto quelle, perché la pioggia arriva dal cielo, ma all'uomo spetta di predisporre le strutture perché anche eventuali future crisi che non si possono escludere siano gestite con maggiore agio. E avere i dissalatori significa non fornire sempre l'acqua col dissalatore, che è molto costosa, ma quantomeno poterla fornire in caso di emergenza. Lo stesso è a dirsi per la pulizia dei laghi, che spesso non possono essere utilizzati al massimo della loro capienza per problemi appunto di manutenzione, eventualmente per la creazione di nuovi laghi e soprattutto, e questa è una notizia molto bella, per il rifacimento della rete idrica di Agrigento, che a quanto pare quest'inverno verrà compiuta o quantomeno avviata. Il peggio è passato, lo possiamo dire? Non lo farei per scaramanzia, noi non siamo scaramanti, dobbiamo ragionare con la logica, con la razionalità, però il peggio passerà solo quando avremo messo in atto tutte le misure per prevenire ulteriori crisi.
abbiamo iniziato, speriamo di aver imparato la lezione. E sulla riattivazione dei dissalatori, in particolare quello di Porto Empedocle, è intervenuto l'onorevole Capogero Pisano. Sulla riattivazione dei dissalatori, in particolare per quello di Porto Empedocle, interviene oggi l'onorevole Calogero Pisano, che afferma: grande soddisfazione per la decisione della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza idrica che affligge la Sicilia, in particolare la nostra provincia, di dare al commissario straordinario nazionale Nicola Dell'Acqua l'incarico di acquisire e installare 2 dissalatori, uno a Porto Empedocle e uno a Gela. Si tratta, afferma Pisano, di un passo fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione agrigentina, una risposta concreta e tempestiva del governo Meloni, a cui va il mio sentito ringraziamento alle necessità del nostro territorio. L'affidamento dell'incarico al commissario dell'acqua, che prevede un investimento di circa 100 milioni di euro, permetterà di dimezzare i tempi di realizzazione, consentendo una soluzione rapida del problema. Questa, conclude Pisano, è l'ennesima dimostrazione dell'efficienza dell'esecutivo di Giorgia Meloni e dell'attenzione nei confronti degli agrigentini. Anche il cartello sociale di Agrigento dice la sua: il via libera all'utilizzo dei dissalatori di Porto Empedocle e di Gela per far fronte all'emergenza siccità in Sicilia, deciso dalla cabina di regia per la crisi idrica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è una notizia che si aspettava da tempo, più volte evocata e finalmente arrivata. La decisione di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per gli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica Nicola Dell'Acqua consentirà di procedere all'acquisizione e all'installazione dei dissalatori e attuare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza con le procedure d'urgenza che la grave crisi necessita, dando atto alle istituzioni di essersi impegnati nella direzione più volte sollecitata. Rimane però il rammarico che si sarebbero potuti guadagnare diversi mesi se si fosse scelta quella strada che da subito sembrava quella obbligata. Passiamo dalla politica. Grande accoglienza ad Agrigento in occasione della venuta dell'europarlamentare Marco Falcone. Nelle liste di Forza Italia, presente per l'occasione i parlamentari regionali agrigentini Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo e tanti amministratori locali della provincia, che hanno voluto salutare e ascoltare il neoparlamentare europeo, presente in 2 commissioni importanti a Bruxelles, quelli della pesca e dei problemi economici e monetari. Per l'occasione Falcone ha annunciato la riduzione dei tassi di interesse dello 0,25, molto importante per il rilancio dell'economia familiare e imprenditoriale. Noi abbiamo seguito l'evento. Onorevole, oggi con Falcone e Margherita La Rocca Ruvolo per festeggiare l'ottimo traguardo ottenuto alle europee. Sì, è un risultato, come sapete, bellissimo, perché Forza Italia è stata la prima di percentuale in tutta Italia di essere stato il primo partito. Veda che noi abbiamo preso il 34% e Fratelli d'Italia il 17%, un'anomalia, ma in provincia di Agrigento Forza Italia è realmente viva. Si partono col tesseramento, no? Sì, stiamo facendo i tesserati, faremo secondo me una bella figura, perché c'è tante giovani, tante donne, tante persone che si stanno avvicinando e si stanno avvicinando a questo partito, che lo vedono un partito equilibrato, democratico e in crescita. Onorevole, oggi un incontro con l'onorevole Falcone per ringraziare l'elettorato di Agrigento. Sì, ci sembrava giusto. Abbiamo ripreso i lavori, c'è stata un'estate caldissima che non consentiva proprio di ritrovarsi per via delle alte temperature, e poi ognuno di noi aveva impegni già presi. Alla ripresa delle attività ci è sembrato giusto organizzare con l'onorevole Gallo e l'onorevole Falcone un incontro. L'obiettivo è quello di ringraziare l'elettorato, di ringraziare la provincia di Agrigento per lo strepitoso successo che c'è stato alle elezioni europee, con 2 deputati di Forza Italia eletti, e l'obiettivo è anche quello di dire che cos'è che ci aspetta, che tipo di lavoro dobbiamo fare, cosa bisogna mettere in campo a livello europeo, come a livello regionale, come a livello nazionale, per questa nostra regione e per questa nostra provincia.
abbiamo in corso anche la campagna di tesseramento 2024, altro appuntamento importante, quindi oggi diciamo è un momento per fare da un lato il punto sino ad oggi e dall'altro lato per proiettarci verso il 2025 per tutti gli appuntamenti che anche questa provincia, come tutti sappiamo, deve avere. Insomma. Onorevole, oggi ad Agrigento per ringraziare l'elettorato agrigentino che ha avuto un ottimo successo. Ma ad Agrigento certamente Forza Italia ha avuto un successo straordinario. Devo dire grazie all'onorevole Margherita Laroccaruvo, che qua è il nostro segretario provinciale, all'onorevole Gallo e a tutti coloro che comunque hanno lavorato, collaborato, sostenuto, supportato Forza Italia, che oggi rappresenta un partito liberale, rappresenta un punto di equilibrio anche e soprattutto in Europa, dove vorrei ricordare che in questo momento in cui c'è un grande dibattito per la formazione della nuova Commissione europea, Antonio Tajani sta svolgendo un ruolo strategico per garantire all'Italia un commissario anche vicepresidente esecutivo della nuova Commissione europea. Parliamo di Fitto, ovviamente. Parliamo di Raffaele Fitto, quindi grande ruolo di Forza Italia all'interno del governo nazionale e all'interno del panorama internazionale. Parliamo di questi primi giorni, lei è stato eletto in 2 commissioni importanti, pesca e economia e moneta. Ma guardi, lei sta toccando un punto strategico. Proprio oggi abbiamo salutato con grande apprezzamento l'apertura che la Christine Lagarde, il presidente della BCE, ha fatto nei confronti del ribasso dei tassi di interesse. Vorrei ricordare che la Commissione Econ si era riunita qualche giorno fa e aveva chiesto formalmente alla BCE di abbassare i tassi per dare un sostegno alle imprese, alle famiglie, insomma allo sviluppo, alla ripresa dell'economia. E finalmente abbiamo avuto oggi questo primo timido atto di apertura. Siamo però fiduciosi che da qui a fine anno ci possa essere un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse per poter rilanciare l'economia. I suoi obiettivi principali? Stavo dicendo infatti è proprio questo, da un lato aiutare le imprese a rimuovere quei gap e soprattutto noi siamo in una condizione di insularità. In Commissione Econ faremo valere le ragioni della Sicilia e della Sardegna, perché in Sicilia e in Sardegna bisogna attuare una fiscalità di vantaggio, bisogna alzare l'asticella per gli aiuti di Stato e bisogna consentire che le imprese possano veramente fare impresa abbassando anche il costo del lavoro. Passiamo alla cronaca. Lo psichiatra Maurizio Marguglio, incaricato dal GIP del Tribunale di Sciacca Antonio Cucinella, ha depositato la perizia effettuata su Daniele Alba, il meccanico di 35 anni, che lo scorso 23 maggio accoltellò i figli di 3 e 6 anni e la moglie, con il parere dell'assoluta incapacità di intendere e volere al momento del triplice tentato omicidio e del sequestro di persona. L'approfondimento. Lo psichiatra Maurizio Marguglio, incaricato dal GIP del Tribunale di Sciacca Antonio Cucinella, ha depositato la perizia effettuata su Daniele Alba, il meccanico di 35 anni, che lo scorso 23 maggio accoltellò i figlioletti di 3 e 6 anni e la moglie, con il parere dell'assoluta incapacità di intendere e volere al momento del triplice tentato omicidio e del sequestro di persona. Lo specialista era chiamato a rispondere alla domanda su cui verte l'intero procedimento. Alba era in grado di intendere e volere? Per il perito, almeno in quel momento, no. La valutazione adesso impone alla Procura della Repubblica di Sciacca di adottare nuove determinazioni. Per questo motivo il GIP ha restituito le carte dell'inchiesta agli inquirenti, che dovranno riformulare nuovamente le accuse alla luce di quanto emerso dalla perizia psichiatrica. Il perito ha comunque ribadito la pericolosità sociale del meccanico in carcere ormai dal 23 maggio scorso. Un giorno in cui la piccola comunità di Cianciana lo ricorda molto bene, purtroppo. Alba, al culmine di una lite avvenuta nell'appartamento nei pressi di Piazza Puccini, accoltellò prima la moglie per poi scacciarsi con 2 figli di 6 e di 3 anni. Mamma e figlio riuscirono però a fuggire nonostante le ferite, mentre la bambina rimase barricata in casa col padre. Soltanto dopo alcune ore, grazie all'intervento di un negoziatore dei carabinieri, il meccanico liberò la bambina.
Alba si consegnò ai carabinieri nel tardo pomeriggio di quella giornata di follia, rischiando di essere linciato dalla gente che nel frattempo si era radunata sotto la casa. La moglie, che riportò ferite a volte alle braccia, fu la prima a essere dichiarata fuori pericolo. I bambini subirono invece delicati interventi, più grandi alla testa, per l'estrazione della punta del coltello che nella ferocia dell'aggressione gli era rimasto conficcato nel cranio. La sorellina alla mandibola per ridurre le fratture provocate dal coltello. Daniele Alba, difeso dagli avvocati Gaudo e Burgio, è accusato di triplice tentato omicidio, maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un proiettile. Moglie e figli di Alba sono rappresentati dall'avvocato D'Angelo. L'inchiesta è coordinata dai PM Brunella Favara e Alberto Gaiatto. E i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni domiciliato in città, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale ai danni di una donna di 26 anni. Nella circostanza i militari intervenuti a seguito di chiamata al 112 hanno bloccato l'uomo all'interno della sua abitazione poco dopo che lo stesso aveva tentato di abusare della donna. Quest'ultima, tuttavia, riusciva a fuggire dall'appartamento e trovava soccorso presso i propri familiari. Sul posto interveniva anche il personale sanitario del 118 che prestò le prime cure alla vittima. L'uomo, ultimate le formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida. E cambio di guardia oggi a Porto Empedocle. Dopo 2 anni di permanenza al comando della Capitaneria di Porto, il capitano di fregata Antonio Ventriglia cede il comando al comandante di fregata Agazio Tedesco. Ventriglia assumerà un nuovo incarico presso la direzione marittima in Emilia-Romagna. Alla cerimonia ha partecipato il direttore marittimo della Sicilia occidentale, controammiraglio Raffaele Macauda, oltre alle varie autorità provinciali agrigentine. Le interviste ai protagonisti. Picchetto presentato. Riconoscerete voi il capitano di fregata Agazio Tedesco quale comandante del porto e capo del compartimento marittimo di Porto Empedocle. Come ho detto nel mio discorso, il porto di Porto Empedocle è un volano commerciale importante, impegnato in tutti quelli che sono progetti a livello nazionale importantissimi. Continueremo nel nostro ruolo per fornire massima disponibilità, tutti i servizi per la sicurezza della navigazione, non mancando di effettuare tutti quei controlli affinché le attività vengano svolte in maniera sicura, sia per l'ambiente sia per i lavoratori, per quello che sono le nostre competenze. In questi pochi giorni ho visto una realtà che conoscevo poco. Ovviamente conoscevo di striscio nelle letture di Pirandello, letture scolastiche, quindi questa è una realtà culturale di primo livello che continua a primeggiare in Italia per cultura, e quindi mi aspetto di trovare una gente buona, gente che si confronterà con le autorità marittime in maniera leale affinché si possano raggiungere tutti gli obiettivi, perché solo lavorando in sinergia con le pubbliche amministrazioni e tutti insieme si riesce a trovare un risultato. E poi c'è anche l'impegno sul fondo immigrazione di Lampedusa. Sì, assolutamente. L'ufficio di Lampedusa dipende dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e noi continueremo a fornire il nostro supporto per la sicurezza della vita umana in mare in maniera indistinta e in qualsiasi momento. Come ho detto nella locuzione, mi porto tantissima umanità, professionalità e voglia di continuare a far bene. Sono stati 2 anni intensi, purtroppo 2 anni sembrano tanti ma in effetti non lo sono. Ci sono delle cose che sono state solo iniziate per mancanza di tempo, il comandante Tedesco sicuramente riuscirà a portarle a termine. Tutto ciò si è fatto comunque grazie fondamentalmente ai miei uomini. Io non voglio essere autoreferenziale, cioè, a parte il fatto che la bontà dei risultati
non la valuto io, ma comunque quello che si riesce a fare in un comando, in generale in un'organizzazione di uomini, si deve alla squadra, e se la squadra è valida i risultati vengono. Niente, avete sicuramente avvertito l'emozione di lasciare questa terra, dove sicuramente ritornerò, perché l'ospitalità e il calore che ho trovato in Sicilia difficilmente si trova in altri territori. Sold out per la replica del concerto dedicato a Ennio Morricone, eseguito dal coro lirico siciliano ieri sera al Teatro dell'Efebo del Libero Consorzio. Prossimo e ultimo appuntamento della stagione, domenica 15 settembre, con Icaro, il pensiero in equilibrio di Marco Savatteri. Noi abbiamo seguito l'evento. Dottore Contino, sold out questa sera con la musica di Ennio Morricone? Eh sì, è la replica di Ennio Morricone, perché già abbiamo avuto il sold out il 23 agosto e il sold out abbiamo stasera, ma devo dire che comunque la rassegna è andata abbastanza bene, perché gli spettacoli sono stati sempre partecipati, nonostante voi sapete che questo è un teatro a pagamento. E concluderemo giorno 15 con lo spettacolo Icaro, il pensiero in equilibrio, che è uno spettacolo sempre sul mito, ma che è stato da Marco Savatteri attualizzato con le tematiche di oggi, quindi è anche uno spettacolo di denunzia sulle tematiche dei tempi moderni. La scommessa è stata vinta, era preoccupato all'inizio, poi il Teatro dell'Efebo ha avuto un ottimo riscontro da parte di tanti spettatori presenti. Ecco, possiamo fare un consuntivo sui numeri? Certo, la scommessa è stata vinta perché il teatro è stato quasi sempre pieno, solo qualche serata abbiamo avuto un po' più in tono ridotto, ma nel complesso siamo molto soddisfatti, contando che questo è un teatro che è molto apprezzato dagli agrigentini, è molto apprezzato dai turisti per la sua origine di natura archeologica, perché questa era la Cava dei Templi, e quindi contiamo che anche nel futuro e con l'apertura di Capitale della Cultura, Agrigento Capitale della Cultura, possa essere un'ottima esposizione delle ricchezze del nostro territorio. So che ci sono dei progetti in cantiere, se ce ne anticipa qualcuno? E allora sicuramente riprenderemo la rassegna al Teatro Classico con nuove produzioni, con delle produzioni che sono già nostre, perché Icaro, il pensiero di equilibrio e il rapimento di Proserpina sono due produzioni del teatro, e quindi contiamo di fare queste produzioni anche per le scuole, di poter fare degli scambi culturali con altri teatri di pietra del territorio regionale, e quindi far crescere questo teatro insieme agli altri, perché visto che non abbiamo un anfiteatro originale del periodo greco, questo può essere lo spazio idoneo per scommettersi su questo tipo di offerta culturale. Chiudiamo in bellezza allora quando? Chiudiamo in bellezza il 15 alle 21 con Icaro, il pensiero in equilibrio, una bellissima produzione di Marco Savatteri. Vedrete, perché tutto lo spazio verrà utilizzato anche con utilizzo di videomapping, quindi sarà un grande spettacolo. Vi invitiamo tutti ad essere presenti domenica sera alle ore 21, giorno 15. Oggi sold out, seconda replica qui al Teatro dell'Efebo, segno di un apprezzamento sempre crescente da parte del pubblico agrigentino e non solo. Non solo, per noi è stato un doppio onore, perché segna questo il nostro debutto in quella che possiamo considerarla come la culla della civiltà greca, e mi creda, per chi come noi ha organizzato da 6 anni il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, dove la pietra è energia, dove la pietra è eco di mito millenario, non poteva mancare la città di Agrigento, e siamo stati particolarmente onorati di avere questo riscontro da parte del pubblico, che ci ha veramente premiato con questi due tutto esaurito, e sono sicuro che potremo fare ancora altre repliche. È stato un festival, mi creda, di particolare successo. Abbiamo riempito Teatro di Taormina, Siracusa, Tindari, perché veramente si ha bisogno della grande classica, e quando la grande classica poi si unisce anche a dei nomi fondamentali della storia della musica come Morricone, ecco che si crea la magia, ecco che si crea l'incanto, ecco che si crea la meraviglia, così come è dedicato il nostro festival. Il nostro festival è dedicato alla meraviglia, e questa nostra terra di Sicilia continua veramente a meravigliarci, e noi con la nostra arte siamo contenti di far respirare d'arte questi siti di impareggiabile bellezza. Cosa ci farete ascoltare in particolare? Stasera è un format inedito che è proprio nostro, del Festival dei Teatri di Pietra, commissionato a un valente arrangiatore
siciliano Corrado Neri, dove si valuta e dove si riscopre l'intimità spirituale di Morricone. Solamente 5 archi e un ensemble vocale faranno proprio riemergere quelli che sono i sentimenti delle più famose colonne sonore che appartengono alla produzione cinematografica di Morricone. Per un Morricone senza orpelli, per un Morricone veramente intimo, per un Morricone veramente proprio spirituale. E quindi C'era una volta il West, C'era una volta in America, Malena, quindi l'omaggio a questa nostra meravigliosa terra di Sicilia. Ovviamente una suite interamente dedicata al western con un trittico d'eccezione, Le buone, brutto e cattivo, Giratesta e soprattutto l'estasi dell'oro, siamo circondati dall'oro. E poi anche ovviamente un piccolo omaggio anche al Morricone, compositore di musica leggera, di musiche, della musica italiana, quindi Concert Telefonando e via dicendo. Insomma, un susseguirsi, speriamo, di emozioni che per un pubblico e per una cornice che veramente rivendicano eternità. Incuriosiscono queste candele sul palco? Le candele ovviamente per creare ovviamente la luce dello spirito, per creare questa unione, perché a volte ci separiamo noi dal pubblico, dal palco, invece attraverso la luce possa essere questa luce veramente che pervade l'animo, perché come dico io non bisogna mai venire a sentire il concerto, ma ad ascoltare, perché è l'ascolto che fa entrare in comunione, quindi la musica diviene proprio viatico di emozioni e suggestioni. E guardi, è un fatto quasi simbolico anche personalmente per me, perché riesco finalmente a godere di uno degli spettacoli interessanti tutti di questa stagione soltanto all'ultima sera, in quanto, come tutti sapete, la prefettura è stata in prima linea sul tema della siccità e della ricerca di fonti d'acqua, insomma su problemi molto seri che hanno colpito gravemente e che ancora continuano a colpire gran parte della popolazione. E quindi è quasi un simbolo di speranza che dopo qualche pioggia, dopo un certo rinfrescarsi dell'atmosfera, riusciamo stasera come in limine proprio all'ultimo a goderci uno spettacolo che è al fresco innanzitutto e che speriamo ci porti sulle note di Morricone ulteriore speranza per un autunno piovoso. E continueranno a essere erogati per l'anno scolastico 2024-2025 i servizi in favore degli studenti con grave disabilità fisica e psichico-sensoriale delle scuole superiori della provincia di competenza del Libero Consorzio Comunale. Ne dà comunicazione il commissario straordinario del Libero Consorzio, che esprime soddisfazione per la corretta tempistica delle attività agli studenti con grave disabilità. Il settore politiche attive del lavoro e dell'istruzione e della solidarietà sociale, diretto dalla dirigente Antonietta Tessone, ha infatti istruito provvedimenti amministrativi garantendo l'inclusione e la frequenza degli studenti presso gli istituti scolastici. Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, unitamente al servizio di trasporto, è rivolto a oltre 270 studenti ai quali viene erogata l'assistenza attraverso gli enti iscritti all'albo regionale che sono autorizzati al servizio degli alunni e dei portatori di grave handicap. E si è svolto stamani presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, al reparto di radioterapia, l'installazione della Victory Bell, campana della vittoria. Presenti il direttore dell'ASP Capodieci e il responsabile dell'impianto radiologico Michele Bono. Le interviste di Davide Sardo. Direttore, la campana della vittoria, il significato, il valore di questa installazione? Soprattutto è un segnale di speranza, è un segnale di apertura alla vita futura. Quindi noi purtroppo curiamo malattie, il nostro dovere è quello di garantire al paziente quantomeno l'assistenza nel presente. La campana rappresenta invece l'apertura verso una vita futura senza malattia. Come nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce da un dono che è stato fatto all'unità operativa da parte del nostro cappellano e che ci ha regalato questa campana
come viene fatto nel passato, è stato fatto da un ufficiale di marina che era guarito, che aveva dato come segnale della sua guarigione, come fanno i marinai, di aver suonato la campana. E questo gesto simbolico lo vogliamo riproporre qui in questa radioterapia, che è uno dei fiori all'occhiello della assistenza ai pazienti oncologici della provincia di Agrigento. Sì, rappresenta la speranza di tutto quello che si è attraversato, di quello che oggi si riesce a superare, ed è un suono anche per il futuro. Noi abbiamo bisogno di raccontare delle storie, delle belle storie in questi ambienti dove c'è tanta difficoltà ad affrontare il percorso oncologico, ma allo stesso tempo di avere tanta speranza. Come diceva il direttore, questo nasce da un'esperienza che è proprio in ambito della radioterapia, perché la campana evoca un po' quello che faceva la Marina. Il suono della campana della vittoria era il più bel suono che i marinai avevano, proprio per celebrare un episodio favorevole, una vittoria, piuttosto che un'operazione portata a buon fine. E la storia ci dice che nel 1990 questo controammiraglio della Marina, Lemoyne, malato di una malattia del testacollo, che è uno dei trattamenti che è più complicato dal punto di vista tecnico per noi radio-oncologi, ma anche per i pazienti da affrontare, da superare, fece quasi un patto con il suo medico, dicendo che se lui avesse completato questo percorso avrebbe portato con sé una delle campane che suonava su una delle sue unità navali. Lui l'ultimo giorno portò con sé questa campana, la fece risuonare nel reparto e poi, invece di portarla con sé, la donò all'MD Anderson, questa struttura oncologica importantissima di Houston nel Texas, e dal 1996 questa campana si trova all'MD Anderson e risuona per tutti i pazienti come segno di aver completato, di aver vinto una propria battaglia, ma che anche risuonando insieme ai familiari, agli operatori sanitari e assieme agli altri pazienti che attendono in sala d'attesa è un segno di speranza per il futuro. Sono queste le storie che noi vogliamo raccontare in questi ambienti dove c'è sì la sofferenza, ma c'è anche la speranza e la voglia di guardare al futuro. Linea alla regia per la pubblicità. Consegnata nei tempi previsti la documentazione integrativa per il ponte sullo Stretto, la corrispondenza da Messina. La società Stretto di Messina ha consegnato la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Via VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE, dal Ministero della Cultura MIC e le risposte alle osservazioni presentate dal pubblico e dalle associazioni. Si conclude così, in linea con il cronoprogramma, la fase di predisposizione delle integrazioni avviata lo scorso aprile. A fronte delle 239 richieste del MASE e 11 del MIC, sono stati aggiornati oltre 800 elaborati progettuali su 10.000, anticipando molti studi che sarebbero stati svolti in sede di stesura del progetto esecutivo. La documentazione inviata, che sarà pubblicata sul sito del MASE, comprende studi e approfondimenti di settore che, sulla base di dati aggiornati e di nuove modellazioni, hanno fornito le informazioni per le integrazioni. La complessità e varietà dei temi trattati ha richiesto, da parte del contraente generale Eurolink, il coinvolgimento di un gruppo di progettazione multidisciplinare costituito da società, professionisti e professori universitari di primaria rilevanza in ambito nazionale e internazionale. Nei tempi stabiliti, ha commentato l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, abbiamo completato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dal MASE e dal MIC, ai quali la società ha dedicato massima attenzione utilizzando pienamente i tempi consentiti dalla normativa. Alcuni focus in particolare prevedono indagini di campo, come ulteriori rilievi faunistici, batimetrici e subacquei, che hanno richiesto tempi tecnici incomprimibili per fornire puntuali ed esaurienti risposte. Sono state adottate molte precauzioni e metodologie realizzative che fanno del progetto del ponte un'opera all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Il piano di monitoraggio ambientale ante in corso e post operam rappresenta inoltre un fondamentale strumento di controllo che permetterà un monitoraggio costante delle attività, consentendo alla Stretto di Messina di verificare in tempo reale l'efficacia delle misure mitigative progettate e messe in atto.
E si svolgerà domani sabato una raccolta di sangue da parte dell'ADR di Raffadali in piazza Progresso in occasione dell'apertura del Fastuca Festa a Raffadali. E a Messina l'amministrazione al lavoro per restaurare il cimitero monumentale. Da Messina i colleghi. Al Comune di Messina si lavora per migliorare il decoro e la fruizione dei cimiteri con ampliamenti, manutenzioni straordinarie messe in sicurezza, gestiti con appalti di servizio e di lavori. La gestione del servizio dell'area crematoria è stata affidata alla Altair Funeral per 4 anni dal 2023 al 2027 su un importo a base d'asta di 2.238.000 euro. La gestione dei depositi e del dislocamento delle salme nei 17 cimiteri comunali è stata affidata per 28 mesi per un importo di 1.759.000 euro. In fase di esecuzione gli interventi di ripristino, decoro e sicurezza, affidati alla Del Sole per un importo di 1.033.000 euro, la gestione del verde è invece a cura di Messina Servizi, quella degli impianti idrici di Amam. Al Gran Camposanto ci sarà un nuovo palazzo funerario con cellari a più livelli in zona G, a ridosso della piramide, per un totale di 5.037 posti salma, l'importo contrattuale di 4.664.000 euro. Lo scorso 6 maggio poi sono iniziati i lavori di consolidamento del muro perimetrale di contenimento lato Palmara Est, in prosecuzione di quello crollato il 14 dicembre del 2019. Nella zona dei giardinetti invece previsti 1.536 posti salma. Nello scorso maggio il Comune di Messina è stato riconosciuto quale stazione appaltante per la gestione d'appalti di concessioni in regime al partenariato pubblico-privato in finanza di progetto. Ora si potrà dunque avviare la predisposizione del bando e del disciplinare di gara ad offerta economicamente vantaggiosa, senza dover più delegare al Dipartimento regionale. Sono in corso ed in fase di completamento i lavori di ripristino e restauro delle mura dei locali del cimitero monumentale di Messina. Lo scorso 11 aprile infine è stato dato incarico al responsabile unico del procedimento per il restauro del conventino, il cosiddetto cenobio, per cui è già stato registrato il passaggio positivo in commissione per l'ammissione al finanziamento. E domani, 14 settembre, dalle ore 19 in poi, presso l'Hotel Dioscuri, si terrà la cerimonia di celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Club Nautico Punta Piccola, fondato il 1 settembre del 1974 da Benedetto Aldo Timineri. Saranno presenti per l'occasione il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, il presidente del comitato regionale Francesco Zappulla, il presidente nazionale della classe ANSA 303 Carmelo Forastieri, le autorità civili, i militari. Grande entusiasmo del presidente del Circo Salvatore Rampello e del consiglio direttivo che lo ha coadiuvato nell'organizzazione dell'evento sportivo. Parteciperanno alla serata anche i 2 past president, Maurizio Timineri e Giuseppe Demma. È presentata stamani presso la sala consiliare del comune di Racalmuto l'iniziativa denominata RASSEB, Racalmuto Sportiva Senza Barriere, fortemente voluta dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Bongiorno, che mira alla crescita culturale, sportiva e inclusiva da parte dei ragazzi con disabilità. Alla presentazione erano presenti, oltre al sindaco, l'assessore alla disabilità Cinzia Leone, il presidente della Prosport Ravanusa Giancarlo La Greca e le famiglie dei ragazzi che prenderanno parte al progetto. Sentiamo le interviste. Presentata presso la sala consiliare del comune di Racalmuto, la manifestazione Racalmuto Sportiva Senza Barriere, l'iniziativa voluta dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Bongiorno, mira alla crescita culturale, sportiva e inclusiva da parte dei ragazzi con disabilità. Alla presentazione, oltre al sindaco, presenti l'assessore alla disabilità Cinzia Leone, il presidente della Prosport Ravanusa Giancarlo La Greca e le famiglie dei ragazzi che prenderanno parte al progetto. Il progetto è gestito dalla Prosport Ravanusa con la collaborazione della delegazione regionale della FISR,
Federazione Italiana Sport, Disabilità Intellettiva e Relazionale della CS Sicilia. Prenderà via la giornata dello sport paralimpico in programma proprio a Racalmuto giovedì 19 settembre, dove verranno svolte discipline sportive paralimpiche coordinate dai tecnici federali. Oltre alla giornata di sensibilizzazione, le attività proseguiranno fino al mese di dicembre. È una bella iniziativa e anche una novità per il nostro Paese. Del resto l'avevamo già detto anche in campagna elettorale che ci sarebbe stata un'attenzione particolare per i ragazzi che abbiamo chiamato più volte ragazzi speciali. E quindi ci stiamo impegnando in questo percorso, grazie all'impegno quotidiano anche dell'assessore ai servizi sociali, l'avvocato Cinzia Leone, e quindi partiamo con questa interessante iniziativa che tra l'altro si svilupperà per alcuni mesi. Abbiamo già fatto un paio di riunioni, proprio oggi abbiamo incontrato tutte le famiglie, abbiamo programmato e pianificato tutti gli interventi, alcuni si svolgeranno in piazza, altri presso la Casa Rosa Don Arrigo, che ha messo gentilmente a disposizione l'arciprete e la casa l'IPAB la Casa del Riposo, e quindi svilupperemo queste attività. Credo sia un momento molto importante di socializzazione, di elevazione anche sportiva e culturale per i ragazzi, e quindi credo che il merito sia tutto principalmente dell'assessore Leone, la quale ci darà anche lei qualcosa. No, dice bene il sindaco, è un progetto al quale noi come amministrazione teniamo particolarmente. Racalmuto Sportiva Senza Barriere è un nostro orgoglio, sapere che in queste attività, le attività estive, abbiamo dato la priorità ai nostri ragazzi, alle loro famiglie, per ricordare che loro non sono soli e che questa amministrazione da adesso nei prossimi anni proporrà sicuramente delle belle iniziative sportive, ricreative, sociali, culturali, e loro saranno sempre al centro dell'attenzione e dell'amministrazione. Racalmuto Sportiva Senza Barriere è un'iniziativa che mira e punta alla sensibilizzazione dei ragazzi con disabilità alla pratica delle discipline sportive paralimpiche. L'iniziativa è stata voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Racalmuto, con in testa il sindaco Bongiorno e l'assessore Leone. Inizierà il tutto il 19 con la giornata sportiva paralimpica, dove verranno i tecnici della Federazione Sportiva Disabilità Intellettiva e Relazionale, che mostreranno ai ragazzi che saranno presenti le varie discipline sportive. L'iniziativa proseguirà per tutto l'anno e si concluderà nel mese di dicembre. E come ultima notizia vi ricordiamo che oggi pomeriggio dalle ore 18 in poi inizierà a Raffadali la festa del pistacchio e si protrarrà nei giorni 14 e 15. E questo è tutto. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi vengono caricati giornalmente sul nostro sito YouTube di Televideo Agrigento per chi li vuole rivedere. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.